di mano. Viva questa partita. Vi ricordo che in Veneto sono stati interessati 100.000 ettari di bosco, 28.000 non ci sono più, quindi sono 28.000 ettari a terra che noi stiamo recuperando. 4.290.000 il dato ufficiale di ieri sera diversamente. Grazie di cuore, speriamo di farcela, grazie anche al vostro aiuto, grazie. Una parte fondamentale che inizieremo, se il tempo ce lo permette, è l'Ambrotino, Capietole, Agordo, Alleghe, insomma tutti quei paesi. In qualche maniera da aiutare, e le aziende venete che sono qua, come tanto e questo è del materiale da regalare in beneficenza, e questa è beneficenza vera. Per cui dobbiamo dire grazie a loro. Le confraternite del Manzoni, del Raboso, del Piave, che ci onorano con la loro presenza. Come un sottile che ama il territorio, lavora per il territorio. L'iniziativa è un gioiello che fa parte di uno scrigno con altri gioielli. Questa manifestazione ha già raggiunto la 44esima edizione. Di Regione del Veneto, Luca Zaia. Intanto vi chiedo un grande applauso per Graziella, e la dobbiamo assolutamente ricordare. Ci manca pochi volontari, una piccola sagretta e via con la promozione. Ogni prodotto, noi ne abbiamo 350 prodotti tipici in Veneto, 5 in Veneto fa volontariato. Io sono sempre corretto, soprattutto in campagna elettorale, e in lei si condensava l'essenza del volontario. Ad un'azienda che le vince entrambe, l'azienda agricola Cecchetto Giorgio. Ha un valore altissimo visto il tempo, che ci porterà alcune zone e dal miglior Raboso.